Salve a tutte e a tutti, prendiamo oggi la storia dei minatori sardi. Siamo giunti al periodo romano e rispetto alle fasi storiche precedenti gli storici hanno potuto operare con più precisione, grazie alle numerose attestazioni rinvenute e alle notizie rilasciate da alcuni storici dell'epoca. Tratterò il periodo della dominazione romana in Sardegna analizzandolo da tre angolazioni differenti. Vedremo le fonti, approfondiremo i luoghi e soprattutto nella terza parte chi partecipava attivamente all'attività estrattiva. In questa breve pillola tratterò le fonti che hanno reso possibile la ricostruzione storica dell'argomento. Al momento dell'abbandono cartaginese, siamo all'inizio del secondo secolo a.C., le miniere sarde passano sotto il controllo dell'amministrazione romana. Roma inviò in Sardegna, per occuparsi delle miniere, un procuratore e pose ad ogni sito minerario un presidio. Le fonti, pur non numerose, certificano l'interesse di Roma sul settore estrattivo. Dione Cassio scriveva attorno al 47 a.C. a proposito di una fornitura di ferro per l'esercito di Pompeo, invitando i siti a fornire armi, anche grezze. L'esistenza delle miniere in Sardegna nel periodo romano è attestata poi da alcuni pani di piombo ritrovati nel territorio di Friuli Maggiore, in località Sagolumbera, con l'indicazione del peso e con l'iscrizione Cesari Augusti, quindi siamo sicuramente nel periodo di Augusto. Sempre a Flumini Maggiore, in località Carcinadas, un altro pane di piombo dello stesso peso, 35 kg, con l'iscrizione Cesari Adriani, confermano quanto ho precedentemente detto. Il primo è sicuramente databile dal 27 a.C. al 14 d.C., il secondo invece possiamo datarlo con precisione dal 117 d.C. al 138 d.C. Abbiamo anche testimonianze relative ai dannati ad Metalla, il popolo condannato ai lavori forzati. Siamo attorno al 180-190 d.C., ai tempi di Comodo, e due costituzioni del codice di Teodosio, quindi siamo intorno al IV secolo d.C., che normano il trasporto in Sardegna di quelle persone, di quei personaggi che erano definiti metallari, quindi i lavoratori addetti alle miniere dei metalli preziosi, si diceva all'epoca. Anche questo lo vedremo un po' più avanti. Il testo è databile attorno al 369 d.C. Dai testi si apprende che le miniere e gli impianti metallurgici nel periodo di dominazione romana ruotano attorno a tre città. La traduzione ci porta a chiamare la prima Plumbea, sicuramente si trattava di una miniera che si occupava, o di un sito minerario che si occupava di piombo, Ferraria, che questo è il nome, è una traduzione dal testo latino, sicuramente era un sito dove si produceva, si estraeva, si produceva, si fondeva il ferro, il minerale di ferro, e Metalla. Metalla è una città fantastica, riportata in numerosi testi anche avanti nel tempo, e in particolare di quest'ultima nella prossima pillola sentirete le testimonianze di un dannato che vi lavorava, raccolte nel mio libro, appunto, Dannato ad Metalla. Vi saluto.